TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Domenica 14 settembre gli agenti della polizia locale di San Stino di Livenza, impegnati nei controlli di routine sul territorio, hanno fermato un veicolo che, alle verifiche degli operatori, è risultato circolare da quasi 2 mesi privo di copertura assicurativa. Alla guida dell'auto, una Opel Corsa, c'era un quarantenne residente in un comune limitrofo. Il conducente al momento del controllo è risultato anche positivo all'alcol test, con un tasso di 1,13 in entrambe le prove. Per l'uomo è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria in stato di libertà, con la decurtazione di 15 punti dalla patente e il sequestro del mezzo. Cambiamo argomento. Migliora la capacità di raccolta e riciclo della filiera del vetro in Italia, ma non così in Veneto. Secondo i dati di Coreve, Consorzio Recupero del Vetro, infatti le quantità di rifiuti di vetro di imballaggio riciclati sono cresciute nell'ultimo anno del 2,8%, passando da 2.045.768 tonnellate nel 2023 a 2.102.979 tonnellate a livello nazionale. In Veneto la quantità di vetro raccolto è cresciuta di appena l'8% in 10 anni, molto meno della media nazionale cresciuta del 35%, da 30 kg pro capite a 40,4. Se si guarda il dato dell'ultimo anno in regione si registra un leggero calo rispetto all'anno precedente. Nel 2024 sono stati raccolti 47,2 kg per abitante rispetto ai 49,3 kg per abitante raccolti nel 2023. Passiamo allo sport. Prosegue con entusiasmo e grande partecipazione il WACO Youth European Kickboxing Championship, in programma a Jesolo dal 12 al 21 settembre. La città sta vivendo giorni di sport e internazionalità, accogliendo oltre 2500 giovani atleti provenienti da tutta Europa, che stanno dando vita a incontri di altissimo livello tecnico e agonistico. Il campionato, ospitato dal comune di Jesolo e organizzato da Feder Combat, si conferma un evento capace di muovere il turismo e di riempire alberghi, ristoranti e vie della città, creando un'importante ricaduta economica e un'atmosfera di festa per residenti e visitatori. Continuiamo con lo sport passando alla vela. Chioggia si prepara a vivere il fine settimana conclusivo di Chioggia Vela 2025, la manifestazione ideata dal Circolo Nautico Chioggia e dal Comune di Chioggia, con il supporto di Proloco Chioggia Sottomarina e Vela Veneta, che da 14 anni celebra il profondo legame della città con il mare, la tradizione e la cultura marinara. Il sipario calerà con 2 giornate dense di eventi spettacolari, visibili anche dal pubblico, che potrà godersi lo show dal litorale di Sottomarina, dalla diga di Chioggia o da Piazza Vigo. I dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.